Si tratta sostanzialmente di sbloccare tutta una serie di edifici che hanno piccole irregolarità date dal tempo, fatte nel periodo in cui non c'erano le varianti ai progetti e quindi venivano realizzati senza presentare niente al Comune. Questo ha comportato delle problematiche rispetto alla legislazione precedente. È stata fatta questa norma per poter modificare l'attuale normativa e consentire in qualche modo di regolarizzare il patrimonio edilizio esistente. L'altro punto è anche relativo alle modifiche di destinazione d'uso, che la normativa viene un po' allargata per cercare di dare maggiore flessibilità a questo strumento, fermo restando però che resta ai comuni la competenza di regolare i cambi d'uso. E il terzo punto viene dato sull'agibilità degli edifici, perché viene consentito, ma parliamo sempre di agibilità di edifici esistenti, di utilizzare spazi con altezze inferiori ai 2,70 m, che sarebbe la norma igienica nazionale. Questa è un po' la sintesi del provvedimento. È un provvedimento strutturale, quindi non si tratta di un provvedimento a termine, quindi non c'è da fare una corsa alla regolarizzazione, perché rimarrà, quindi a differenza di altri provvedimenti non ha un termine. Ci sarà una parte delle regioni che dovranno recepire alcune parti, quindi dovranno fare una loro disciplina di dettaglio, per il resto quindi è già applicabile. Diciamo che ci sono alcune, le chiamerei interpretazioni da fare sul regime sanzionatorio, ma sembra che uscirà una circolare che adesso andrà un attimo a definire queste sanzioni.